Buongiorno a tutti, io sono Luigi Duò e sono il presidente della cantiere navale Vittoria, costruttore di questa favolosa motonave chiamata Blue Mummy della società Bambini di Ravenna. Allora, prima del varo, io ho l'onore di dare la parola al comandante Ferruccio Falconi, già capo dei piloti di Venezia, attualmente affermato giornalista nel settore nautico, collabora attivamente con numerose testate e do la parola per un breve commento. Onori innanzitutto alla dinastia dei cantieranti, degli squararoli che poi sono arrivati a questi livelli, la famiglia Duò, ma specialmente rallegramenti vivissimi a voi tutti. Voi tutti siete i protagonisti di questa festa del mare, perché la vostra presenza è emblematica del coinvolgimento in una creazione che una volta si diceva si costruisce la nave a terra e poi si dà l'acqua e non si sa come si comporterà. Questi gli ingegneri progettisti avevano un tempo questa roba. Adesso, grazie alle tecnologie moderne, grazie all'avanzamento degli studi, abbiamo questi gioielli. Ecco che allora si evoca il grande genio italiano Leonardo da Vinci che diceva virtutem forma decorat. Ecco, una nave destinata a svolgere lavori di alta tecnologia marina, di assistenza alle piattaforme, assistenza, salvataggi in mare, che è anche bella a vedersi. Bella a vedersi perché ci ha messo le mani, è una creatura, l'ennesima creatura dei cantieri Vittoria, dei cantieri Duò, che destano l'ammirazione in tutto il mondo. Io nella mia avventura, come dice Aristotele, i marinai sanno fare tutto male. Affascinato dalle imprese dell'uomo, dell'umano pensiero, come la poesia, ho sempre partecipato a queste umane vicende altamente toccanti e devo ricordarvi, se avete piacere, in un abbraccio ideale marinaro con tutti voi, che io tanti anni fa sono venuto qui a visitare questo cantiere per fare un articolo e ho visto le barche e poi improvvisamente ho visto anche un aeroplano. Facevano di nascosto anche un aeroplano e credo che lui fosse l'artefice, un ultraleggero. Ecco per dirvi dov'è la mente umana, la mente creativa. Ecco perché io vedo tanti giovani con grande piacere e vorrei che fosse impresso nella loro memoria questa vicenda altamente mnemonica della creatività, dello sviluppo e della gioia. Mi ha fatto tanto piacere vedere lui e vedere il grande protagonista amico lidense che viene dal Lido, Busetto, per venire qua. Io ripeto, il piacere veramente grande, la commozione che sto vivendo, vedendovi così partecipi, così felici, e questo è un coinvolgimento che è un motore per ulteriori sforzi creativi, ulteriori lavori. Complimenti a tutti, evviva! Grazie comandante Falcone, è stato un discorso, è lì un oratore eccezionale, veramente. Una breve descrizione di questo concentrato di alta tecnologia. È una supply vessel per navigazione internazionale, adatta al servizio offshore per trasporto merci e 75 passeggeri più 11 di equipaggio. In assistenza alle piattaforme petrolifere, in mare aperto, 56 metri di lunghezza, 9,36 di larghezza, un dislocamento a pieno carico di 495 tonnellate. Sono installati 4 motori Cummins da 1342 kW e uno da 1700. Propulsioni a 4 eliche con booster centrale idrogetto Kamewa, che la spingono fino a una velocità di oltre 28 nodi. Costruita integralmente in lega leggera di alluminio, è dotata di un sofisticato sistema di posizionamento dinamico satellitare Kongsberg tipo DP2, che le permette di eseguire le operazioni di imbarco e sbarco in piena sicurezza anche con mare agitato. L'eccezionale madrina di questa cerimonia di varo è la signora Giuseppina Bambini, o meglio, signora Pina.
come è chiamata dai suoi familiari. È un onore particolare per noi, perché la signora Pina, mi sia permesso chiamarla così, è una persona molto particolare. Per i suoi figli, innanzitutto, che sono gli armatori, i signori Gianni e Lino Bambini, ma anche perché assieme al marito, il signor Mario Bambini, nel 62, ben 50 anni fa, hanno fondato la società Bambini con la loro prima nave chiamata Antica Resta. Quale nome migliore poteva quindi giustamente portare questa supply vessel in suo onore se non Blue Mummy, Mamma Blue? Dopo la Blue Daddy, Papà Blue, varata l'anno scorso, dedicata al marito, signor Mario, mancato purtroppo da alcuni anni. Il mio ringraziamento è d'obbligo per la fiducia che la società Bambini ha continuato a riporre nel nostro cantiere, particolarmente in questo momento di congiuntura e crisi economica internazionale. Altrettanto d'obbligo ricordare che la Blue Mummy non è frutto esclusivo del cantiere navale Vittoria, è il risultato di una sinergia eccezionale, pienamente maturata dopo l'esperienza positiva dello scorso anno del Blue Daddy con i tecnici della società Bambini, dello studio tecnico Tecnonavi e di una miriade di ditte che hanno proficuamente collaborato col cantiere con identica energia e passione. Mi si perdoni di non menzionarle tutte esplicitamente perché rischierei quasi sicuramente di trascurare il nome di qualcuna. A loro tutte indistintamente, assieme a tutto lo staff del cantiere navale Vittoria, va il mio ringraziamento per questo pregevole oggetto altamente tecnologico. Concluso nei ristretti tempi previsti, nel massimo rispetto degli elevati standard qualitativi imposti dai regolamenti e soprattutto, spero umilmente, anche secondo le migliori aspettative degli armatori. Con la benedizione di Fra Cesare dell'antichissima Basilica della Tomba di Adria e col favorevole auspicio dell'autorevole e ben referenziata madrina, signora Pina Bambini, auguro sinceramente e di cuore grande fortuna e un meritato brillante successo alla Blue Mummy e alla società Bambini tutta. Vento in poppa alla società Bambini e alla Blue Mummy. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. In nome di Dio, taglia! Vai Blue Mummy! La bottiglia non si vuol rompere! È andata! È andata! Vai Blue Mummy! Complimenti al capovaro e a tutto il personale. Un momento particolarmente interessante, importante per la comunità polesana, per Adria stessa. Sono qua con il presidente delle Cantieri Vittoria, il signor Don Luigi. Un varo importante con degli ospiti importanti. Ci spieghi che giornata è oggi, sabato 29 settembre? Allora, innanzitutto i nostri ospiti, c'è il comandante Ferruccio Falcone, che è stato il capo dei piloti di Venezia, è un giornalista pluriaffermato e un esperto sicuramente nel nostro settore, e l'armatore, il signor Lino Bambini, della società omonima, che ha festeggiato quest'anno i 50 anni della sua lunghissima carriera. Oggi è una giornata assolutamente eccezionale, come lo è, come lo sono tutte le giornate in cui si vara una unità, è una sorta di parto, se vogliamo. Ecco, noi cantieristi sentiamo questa cosa in maniera molto molto naturale. È una gioia immensa, credo sia stata trasmessa anche a persone che non hanno mai visto una cosa del genere, qualcosa che prende allo stomaco, è una cosa in cui non si può assolutamente sottrarre. Oggi è andato tutto molto bene e è una gioia ancora in più, sicuramente. Ecco, noi lo ringraziamo. Chiediamo all'armatore la scelta di prendere e di selezionare un cantiere polesano. È perché noi polesani lavoriamo bene? Formato direi senz'altro di sì, perché altrimenti avremmo sicuramente avuto altre possibilità, altre scelte, però la nostra scelta è caduta sul cantiere Vittoria perché già precedentemente abbiamo avuto esperienze su un mezzo equivalente a questo e quindi continuiamo in questa direzione, speriamo di poterlo fare anche in futuro perché chi vivrà vedrà. Benissimo. Quanto è importante, chiedo sempre all'armatore, investire ancora nel Made in Italy? Beh, il Made in Italy è sicuramente importante, noi vediamo possibilità di questo genere, parlando sempre di cantieristica, potremmo avere delle scelte anche su Singapore, sulla Cina, su mercati completamente diversi, anche di molto di attualità, però
vediamo che ancora nei dettagli questi signori non sono ancora in grado di soddisfare quelle che sono le nostre richieste, al contrario di quello che il cantiere Vittorio sta facendo e potrà fare ancora sicuramente per qualche prima di essere raggiunto da questi signori molto pericolosi, ma sicuramente non all'altezza al momento. Permette, noi nel frattempo avremo fatto un altro passo in avanti, quindi speriamo di essere sempre un passo in avanti a loro. L'ultima domanda al comandante: la cantieristica veneta è ancora così all'avanguardia? Certo, perché si avvale di una lunghissima tradizione nautica degli squararoli, proprio questa è una derivazione diretta degli antichi, dell'antico arsenale. Facevano una nave al giorno loro, gli arsenalotti, mentre gli ospiti pranzavano, le maestranze realizzavano una nave e poi veniva varata, e erano posti i primi esempi della prefabbricazione. Ma io faccio i complimenti a lei, intervistatore, sì, perché è riuscito a mettere insieme in una sola volta e il costruttore, il committente è uno che porta le navi, anche a volte le rompe un po' per fare anche poi lavorare ai cantieri di riparazione, però qui è un evento senz'altro eccezionale, perché lei diceva prima noi possiamo resistere nell'eccellenza, perché i cantieri navali dell'est e del Far Est e del Lontano Est ormai ci stanno superando in tutto. Ci hanno superati nelle navi da carico come costi e come anche bontà di costruzione, nelle navi, grandi navi petroliere, e adesso cominciano con le navi da passeggeri. Ecco che un cantiere che opera con lavori di nicchia, così con la collaborazione diretta degli armatori, è senz'altro un buon auspicio per un futuro cantieristico di grandi prospettive. In questo ci ha ringraziato il comandante dicendo che siamo riusciti a inglobare armatore, costruttore e capitano. Ma è difficile progettare una nave? Dipende principalmente dal rapporto che si instaura tra un cantiere e il progettista e l'armatore. Se il rapporto è chiaro e sincero fin dall'inizio, allora diventa abbastanza semplice, anche se difficile progettare una nave di questo tipo. Se i rapporti sono tesi per questioni indipendenti proprio dalla pura progettazione dai rapporti umani, esistono dei rapporti un po' deviati, allora diventa estremamente complicato. Giornata eccezionale, varo importante. Io volevo ringraziare tra tutti il costruttore, essendo io polesano, essendo lui una eccellenza polesana, è un piacere veramente. Grazie, noi polesani di solito non amiamo essere celebrati, direi però che a volte magari un po' di orgoglio personale polesano va sicuramente spinto perché sia esaltato una volta tanto.